Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video e oggi siamo su Coruscant, o almeno la mia ricostruzione di Coruscant, che darò nel download nella descrizione. Questo perché avevo costruito quell'astronave là che avete visto poco prima, però il download dava la schematic, quindi ho deciso di costruire un mondo dove lo aggiornerò più volte e darvelo in descrizione in questi video dove lo mostro o mostro gli aggiornamenti. Adesso è un po' lento a caricare perché ho messo grafica al massimo, no, e luce soffusa al massimo perché qua sono nell'1.5 e c'è luce soffusa. Questo è uno dei motivi perché voglio mettere questa mappa in download, perché costruisco abbastanza bene, diciamo. E quindi questa è una mia costruzione, questa qua no, la devo distruggere. E, bene, entriamo dentro. Questa è una, se non l'avete capito subito, è una navetta imperiale, uno shuttle imperiale, classe, non me lo ricordo più, però non posso saper tutto al momento. Comunque è uno shuttle imperiale, quello che si è visto in episodio 6 di Star Wars ovviamente. E l'ho costruito io quasi interamente a mano, cioè con la creativa, e qualche pezzo con MC Edit. Bene, questa è la zona iperguida, se non avete la 1.5 non avete questi cosi qua e vi esce la lava. Non ci ho pensato subito, però va bene lo stesso. Qui è la sala comandi e adesso faccio vedere un carino effetto speciale. Adesso ci teletrasportiamo e siamo sempre più o meno nella stessa costruzione, però l'ambiente è un po' diverso. Adesso faccio vedere dove siamo andati. Siamo andati soltanto più in alto. Oh, qua si deve ancora tutto caricare. Vabbè, questo è la forma con le ali piegate in volo e questo qua è quello là con le ali chiuse. Poi da notarsi su Coruscant qua, ho creato queste casette qua facendo una falsa Undercity come proprio il Coruscant vero, anche se non rende molto, però va bene lo stesso per uno come me, un po' strafalcione. non, non ci riesco a costruire una città intera troppo bella. E poi i grattacieli sono fatti sempre con MC Edit, quindi non pensateci che ci abbiamo messo tanto tempo a farla, ma più che altro è... e quelli che ci mettono tanto tempo sono le opere, cioè, o come meglio, le creazioni, tipo questa e quella per ora. La TTE la dovrò togliere, che sarebbe quel veicolo, la 6 zampe, perché non fa parte delle mie costruzioni. Poi un'altra cosa interessante da farvi vedere di questo mondo, che se si carica la faccio vedere, è che ho fatto un'altra astronave separatista, sempre in dimensioni in scala, e questa volta sarà la Recusant Class Destroyer, uno di quegli intercettatori che compaiono nella battaglia di Coruscant, che sarebbe questo, Coruscant. Eccolo qua. Questo è l'avete già visto perché l'ho fatto vedere di sfuggita nel video dei ringraziamenti ai 50 iscritti, però adesso ve ne do anche il download insieme alla mappa Coruscant e a questo incrociatore, all'altra, che adesso l'ho persa di vista, però questo è l'incrociatore. Qua ci ho costruito un hangar, anche se in verità non c'è un hangar, questo, a parte questo incrociatore, a parte incrociatore stellare, questo sempre di questa classe, però di Grievous, che lui in un episodio di The Clone Wars appare molto più grande. Vabbè, non serve dilungarci troppo, perché devo mostrare un'altra piccola cosa, che questo mondo in aggiornamenti, e vorrei costruire piccoli mini mondi. Vediamo se adesso lo trovo. Intanto è in work in progress, cioè in progresso,
e il piccolo mondo di Geonosis, che eccolo qua, Geonosis. L'ho fatto in glowstone perché il cielo di Geonosis è quasi giallo, però qua è un buio pazzesco e con questa grafica qua ci mette un bel po' a caricarsi. Comunque qua tutte queste torce si vedono perché se no sarebbe stato completamente buio, e tra lasciarlo completamente buio e metterci qualche torcia io preferisco così. Qua non è finito questo mondo, è ancora in progresso. Quando ci saranno degli aggiornamenti per questo mondo di Coruscant e delle opere in Star Wars e robe così, e di mini mondi, vi farò un video e voi dovrete scaricare l'aggiornamento e sostituirlo nel mondo che avete già di questo, se lo volete veramente scaricare, oppure pace. Bene, per questo video è tutto, penso di aver detto tutto. Da Antonov bene è tutto, passo e chiudo.